E sono passati 10 anni di morte di Pre Antoni. La provincia di Udine vuole ricordarlo, tornando a ascoltare la sua voce, tornando a sentire i suoi concessi, tornando a sentire che speranza che l'ha data al popolo furlan, fevelante proprio delle nostre storie, delle nostre identità, delle nostre lingue. Pre Antoni, grazie a VTC di Treppe, le televisioni di Chiarnie, ha testimoniato poi volti le volontà di difendere e di voler bene al popolo furlan, partendo proprio dai suoi Chiarnie. Un legame forte con chi tocca dai nostri territori. Pre Antoni ha fatto tante robe importanti, ma la più importante senz'altro è che di voltate la Bibbia in lingue furlane, le parole di Dio scritte in lingue dal popolo furlan. È stato un lavoro che lo ha scanato, e lo dice lui, lo si interessa, le interviste, però è stato un grande regalo per tutti noi, perché l'ha dimostrato col suo impegno che l'identità va indenante attraverso la nostra lingua e va indenante attraverso i nostri sentimenti, il sentire, la storia, attraverso il messaggio, le parole di Dio, ma anche attraverso la sensibilità di un popolo furlan. Questo DVD è un regalo perché crede in tal Friuli, perché crede in le nostre identità, perché amano la lingua furlana. O si interessa un uomo che purtroppo non si è lasciato massa a buonore, ma che ha panduto tanto amore e soprattutto tante intelligenze. È stato un grande intellettuale per il popolo furlan, oltre che un grande predi per l'Ecclesia furlane. Quindi grazie Pre Antoni per quel che tu hai fatto e buona visione e buone ascolte per tutti che avranno il piacere di ascoltare la sua parola e spero anche di mettere in vore tanti dei suoi belli idee che in dei suoi anni di lavoro, di scritto e di conversazioni alla lasciata al nostro popolo. Buonasera a tutti e alle complaiseri che vengono ospiti qui nei nostri studi, un amico oltre che una persona di una certa importanza nell'ambito del mondo della cultura furlana. E vengo qui voi Pre Antoni Beline, che lo ringraziamo per essere venuto su finta che su i nostri, per essere tornato al momento in Chiarni, no? Pre Toni. E una figura importante di Esevi al mondo della cultura furlana perché è uno dei scrittori più fervinzi, più nominati anche qui dal nostro Friuli. Anche se, e lo diceva anche lui dopo, non ha avuto grandi premi, ma i premi se vengono magari più in avanti, i riconoscimenti come caletta nostra terra purtroppo, no, Pretoni, che nessuno è profeta in patria. E quindi forse anche tutto colla sta questo mood di che è un rum in voga anche nei nostri paesi. Pretoni di Beline, di un primo ne sbrumare per la conoscere un tipo di affonti, che tu sei nascuto e la tua attività, dammi qualche nota così per far conoscere alle più di te a che magari ti senti la prima volta. E pensi di no, perché in Chiarni tutto fatto anche c'è tanti anni di attività come Plevan di San Martin di Rualpeval e di San Giovanni di Trelli per 14 anni, quindi in Chiarni di sicuro che pensi. Dal 68 all'82. Ecco, quindi di sicuro in Chiarni ti conosceranno in città. Pretoni Beline è nasciuto a Vencion. Era entrato in seminario a 11 anni. Sono da 41 di guerra. Ed è diventato prete dal 1965. Ecco, quindi ha già tanti anni che... Sono 33 anni ai 29 di giugno. Quindi ha già una buona dose di anni di predi su Paschella, no? Ma ormai che si usa, non le case cambiate. Ecco, dopo hai fatto per un periodo il cappellano a Codroit. 3 anni. Con una scelta un po' particolare, tu sei venuto in Chiarni. E precisamente come ti dicevi in Plevan di San Martin di Rual e Val. Diplomato maestri, tu hai fatto scuola da questi paesi a Trelli e dopo tu hai così tornato per questioni di salute, ho scelto di abbandonare la nostra Chiarni nel 1982 e in che volte tu sei a Visepente.
no? Da tu fai Sì. il Levan e il maestro. Ecco, dici che quindi la tua parte di gioventù la spostare in Chiarni. Beh, i miei contatti con la Chiarni, lasciano per un momento, si incolia a tre, ma lasciano per un momento, fa un salto cronologico e geografico. Cronologico torna a quel mese di maio, 11 di maio, dal 68, che si è arrivato su, pieno di paure, anche ma pieno di curiosità e di speranze, a San Martino di Valle Rualba, sono da terza sono anche, non si può smentire, amor prima alla fine. Avevo 27 anni, si veniva di un'esperienza tutto differente, di confusione di codoi, perché stavo su Besol, Sud la Monde, in queste canoniche isolate, è stato un momento difficile, un momento, una specie di crisi, ma crisi che si è risolta in maniera nevore positiva, poteva bene, poteva male, perché si è arrivato a non stare tan bene di salute, mi sono chiamato a Besol, 60 volte ero questo grande fermento culturale, e mi chiamate chi a facce. Io ho la fortuna di dire in tanti secoli i suoi continenti, io di vivere con loro e di crescere insieme. Non hai di partire dalla realtà, non hai di venire qui né a colonizzare né a essere colonizzati, di venire a fare strada con loro. Io hai un paese che ha una tradizione, ha una religione. Non vengono come missionari a convertire nessuno, e vengono lì a stare con loro. E quindi volersi bene, e quindi conoscersi. E come è chiaro che dopo la distanza di tanti anni, come sono 16 anni che sono via, però sono anni che mi hanno insegnato in profondità. Ecco. Hai fatto 14 anni a San Martino di Valle Rualp, qui 14 di Rualp e di Val, e dopo ti hai fatto anche Trelli. A Trelli eri nei Ribei, eri in comunista, non avevi una messa, ma io per via della mia vita io passato qui 3 anni. Un popolo genuino, pieno di voi di vivi, voi di fare grande solidarietà, non avevi una messa, ma fra di loro si aiutavano, che era un piacere. Io ricordo proprio che sono segnato dal libro della mia vita. E in quel momento lì, io hai di tornare a nascere. All'inizio il Vangelo, il capitolo 4 di Giovanni, che si torna a nascere dall'aria dello Spirito Santo. Io credo che sia tornato a nascere in Chiarni, io ho buttato via libri, teologie, sicurezze, plans pastorali, come vonde, partendo dalla realtà culturale, religiosa del popolo. E perché non si può, come predi, non si può lasciare fuori due coordinati di fonde, la cultura e la fede. Una fede che si guida con la cultura e si aiuta con l'altro. Perché la fede senza cultura diventa alienazione. La cultura senza fede non salva. Quindi la scena che mi ha aiutato c'era la cultura, ma in senso di coldi, le dan, non la cultura dai libri, che aiuta la gente a crescere. A robe pratiche, il modo di vivere, il modo di ragionare, e la religione, una religione impastata, impaltanata, e te quindi smirdarsi insieme. La religione che entra nella vita, ecco, non che l'anche che è sbagliato, ma accettando che è il dato di fatto. Ecco, senza giudizi, è stato un sbiei. Io ho un grande ricordo di loro, spero che anche loro si visitino, ma io mi visito di loro. Beh, dici che comunque il periodo della Chiarni è proprio per ciò che riguarda che paese che tu hai avuto di fare la tua attività pastorale, ti hanno molto anche certi sentimenti, perché tu hai scritto 3-4 libri dove che riguarda proprio che paese. Io, se che mi pensi io, ma anche i misteri gloriosi, la Chiara di Confine, e sul lato di volta pagine, e sono 2 libri che proprio sono nasciuti. Io una trilogia per la sade parlò prende la via. Sono libri che sono nasciuti in quell'ambiente, ma sono nasciuti da Inde, perché che storie che sono mettute sul lato di volta pagine, sono misteri gloriosi, su Tierra di Confine, e sono storie, che mi contava la Inde. Io bevi il caffè dal caldero su questo, loro mi contavano, avevi sempre un sfuoio, tiravi i musidi, e imparato a scrivere, perché la sua era in femminis, vise la Maria da voi, che la Maria da Lanzole, che non avevi stato a scuola, era stato un anno a Miez con la maestra Radina, che modo al Novecento. E dunque eri proprio vergini dal punto di vista culturale, non eri stati italianizzati, e lì imparato a ragionare per Forlani, il modo di dire. Hai fatto scuole proprio profonde con queste femmine, e vi impetecciate, e hai capito che la vita si può chiamare di tanti bandi, che la vita è bella e brutta, insomma, è tutta una grande filosofia, che da noi ci invidia i libri di filosofia da studiati e scienziati. In pratica la tua pastorale era un'iglesia che vuole proprio
sta realtà tal mese da int effettivamente. Sai che sei pastorale, allora resta con loro, vai con loro, dioli con loro, blestemacche, loro blestemacche poi fraghi, fino a miez, si arrabbiavano, ecco. E dopo dite, io come plevan, sei il santo loro, io non so il capo paese, però ha una certa influenza, e la vive un'influenza in positivo. Allora, poiché fa io e allora che l'hai bisogna aiutare a fare, dare sgrimie, dare speranze, sburtare a fare, non accettare la rassegnazione, di far capire che la religione non è rassegnazione, che il Vangelo all'isi si può ma non stupis. Di avere dignità, di arrabbiarsi, di pretendere, mai c'era la carità. Perché dicevi, tirati il chiappiel denando di Dio, ma non denando al silic, che tra l'altro all'era di Vallerual, non si può, non le... E lì vota anche i baruffi, sono anche i lotis. Ma sono che slotte che tu hai fatto alla vita. E quindi in ogni modo che se tu esperienze fatte in Chiarni ti ha segnato in maniere particolari, sensate. Cioè che come ho sentito ti ha carato un mezzo anime, cioè assistendo che tu hai vissuto veramente un periodo della tua vita importante, interessante, sensate. È stata la mia vita, che dopo l'antifriula, è chiaro che ha cambiato un po' il contesto, ma sono robe ormai fanno parte da mio sangue. E dopo c'è avuto, che mi ha plausato, mi ha giovato, che c'è di portarli anche all'interno del gruppo di Iglesia Furlane, all'interno dell'Iglesia, con grande difficoltà, perché la Iglesia, ecco, il grande scandalo dell'Iglesia è che noi è un'Iglesia sempre di potere. Un'Iglesia che fa carità ai poveri, ma non aiuta a saltare fuori da povertà. Che gli aiuta là in paradiso a rassegnarsi, ma non dà la forza di restare di qua. È un'Iglesia che fa sbie funerali, che ti consola con l'eternità, ma non ti dà forza di vivere in questo mondo. Quindi è un'Iglesia che poi sia anche un schiampare di vita, anche un'alienazione, perché l'Iglesia lì ha di fatti spalancare i voi sulla realtà. Cristo allora era rassegnato, ma al baruffave, al paravita al tempio, cioè Cristo aveva, non era dome di DC, ecco, c'è che mi è dispiaciuto dalla Iglesia, dai predis, e si dome a di DC. Sale il sì e anche il no, se no si chiama anche il sì. E sono presi di serie A, tu dici, e presi di serie B. E anche questo chiacchierà Frank, proprio i tempi di che mondo inglese, ti ha provocato anche un po' di vela cintura di qualche banda, di spesso e volentieri, di essere mettuto anche un po' da banda, di essere catalogato come predi contestatore. Cioè, per mio pari, i suoi seminari è un disegno, mio pari all'estate tanto non l'aveva messa, ma era un buon nome, non l'aveva inglese. E quando sono stato in seminari mi ha detto non sta là a predi perché sono tristi. A distanza di tanti anni di ragione a mio pari, però non si pentono di essere là a predi, ma sono tristi. Tal senso che hanno una religione disincarnata e hanno grandi devozioni, grandi risposte teoriche, ma per esempio un predica al vai, un predica non vai, non tribulin. Dice che il Signore fa bene, ma il Signore fa anche male, non si può dire che fa sempre bene. Perché noi, viene un metro la vita di là e poi indica la fatto bene, ma di qua poi indica la fatta anche robe sbagliate, quando al muore un frutto, quando si male un giovane, quando in un incidente, poi dice che il Signore l'ha fatto bene. La Bibbia stessa, Job si ribella a Dio. Che sarebbe io che l'ha fatto bene? Non è la religione della Bibbia, e i predis, come che definisce, non sai, un mondo che non esiste. Come sono pos, a cornatori come mazza, sono disperati, si lamentano dalla Inter. Ecco, questo è come è un posto, è un problemi che tu stai sicuro bene, stimi vinti, in particolare come in Chiarni, queste mancanze di pareti, tante le vere che proprio tanto un solo squin arriva a correre per il paese per contentare che le esigenze religiose del nostro paese. Si squenda a memoria. No, sono d'accordo con te, ma proprio qualche di fa anche tutto collabora con la vita cattolica da un buon di tempo in fa. Sì, mi tauci in ogni tanto. Ecco, e tu hai proprio, con un bel esempio, tu hai stocciato qualche, mi pare 2 settimane fa, proprio anche il fatto che assista poco che gli avevi presi in Chiarni e anche magari io col Friuli in Curia più di uno. No, io ho detto che è un scandalo che il vescovo non aveva neanche di permettere di mettere in Chiarni
a farsi violi dalla Int, e la Int se ha dignità non va là neanche a dire bondi, se non va a schiampare, quando che agli ave un predica alla trave davai là che vinai, che sono i paesi menone mari di davai menone sono stati, permetti a Udin. Quando che a Udin hanno 157 mesi tra sabato e domenica. I seminari sono in 20 clerici, in 3 diocesi, e hanno 7 predis, e hanno 3 confessori, e hanno 2 vicerettori. I munis di Muec, che sono tutti lì a sofflarsi, a pregare, lì, e hanno le particole, e hanno la Bibbia, e hanno riscaldamento, sono sempre lì che prendono, e hanno ogni dì la messa. Quando nei paesi dire che hanno una messa ogni tanto, che non si può. Bisogna un predica che i munis di Muec sono avere il pan fresco, ma pensi che chi di là o che chi di là è così di avere il pan fresco ogni tanto. Cioè, non si può pensare che un'iglesia a chiave là che non deve permette la candè. Quindi sono che la può fare il Stato, che le cienze coscienze, ma non l'Iglesia. Se no è come il Stato. Allora se l'Iglesia è come il Stato, basta uno, se no miglior nessuno. Allora una volta il prete sposava il paese e cresceva con loro, alle morte per Guerrino Bulfon, e ha voluto bene, perché è voluto buono, perché è stato 44 anni salì. E lì davi la vita, addirittura domandavi neanche di sotterrare salì. Come 4 paesi, lì innamorarsi di nessuno, lì corriatore, lì non conosci, non si può. Allora non dei predis che il tipo lì. Ma che tipo di predi lei viene fuori dal 1590 con i seminari di Udine di Francesco Barbaro, dopo la Concilio di Trento. Prima i predis non erano così. Si tratta di vogliono predis. Non sta dimmi che a Trep non è 10 persone che hanno passione per la Chiesa. Bisogna per forza che la Chiesa si verga a questo tipo di discorsi. I predis hanno di tornare fuori dalla realtà per la legge di incarnazione. Cristo è entrato in un popolo, in una famiglia, è cresciuto lì. I predis sono fuori dalla famiglia, con la famiglia. Voi siete ai voti di marcia, la festa della donna, e il Papa ora detto auguri alle femmine che bisogna valorizzarle, ma che cominci lui. Perché la femmina può fare di massarie, e può scovare la iglesia, e può dare bene per l'iglesia, può fare tutto, ma non può di messe. C'hai di manco da lampada di messe. Lei ha scritto che una femmina non può di messe. Allora di banco il Papa dice la donna va valorizzata, se lui il primo a escluderla. Vedo che i stili sono tanti che sbausiscono mai, come il vescovo Caldeis, no? Difendete la vostra lingua. Dice per italiano dice una bausia come aversi vel das possibile. Perché tu fai parte anche di un gruppo di studi inglese furlane. Inglese locale. C'è molto, vivi su tu come predi appunto queste esperienze e c'è molta la condizione come di questo gruppo di studi inglese locale. Allora, l'idea di Iglesia Furlane, la realtà è in assoluto con Precheco, perché Precheco piacere anni che veniva sognato chi a San Pieri e i predi che sono protestati non avevano bisogno di un Furlane, tanto per dire. Bon. Però veniva su e io ieri a Valerual e si chiamava alla scienza a San Pieri, perché ieri i alunni di San Pieri, come il plebano di Plan, di Palucci, di Sodri, allora si chiamava dopo di mesi di scienza per un grande discorso. E quindi su questo lì mi sono innamorato di queste idee. Dal 75 mi fuori l'assemblea dei preti, la grande assemblea, là che è tornata a ribatti, e non è un slogan, è una tornare con la Int. Conosci la Int, pasci la Int, rischiappa la Int, un'iglesia con la Int. E lì, perché era il momento che la Chiesa era con la democrazia cristiana, quindi vedete, vonde collateralità con i partiti, via. La sinistra, i democristiani che fanno il loro baracchin, la Chiesa al suo baracchin, sono robe differenti. Ecco, noi viene fare politica ma non partiti, viene fare la politica dei puers, non che dei signors, quindi la politica di rischiare, non di vendere la Int per interesse. Lì ho cominciato un po' a conoscere, a frequentarsi, e da sempre viene fuori un grande spirito. Tra l'altro, noi ieri in che volte erano 490 predici che venivano in Partredis, e i mesi giugno del 75, e vi fa passare un'emozione, noi eri un 25, no? E l'ha fermata in 400, là che domandavi l'università e anche la fine della collateralità con i partiti, e dopo ne mette a disposizione seminari, canonici, tutto il patrimonio per il bene del popolo furlano. Sono mozioni grandi che in Italia nessuno si è somigliato, come viene fuori con il giubileo.
Bon. Allora, in che volte il vescovo era vonde a favore, era appena venuto, lui era un po' semplice, come i chiocchi, un po' capo là, ma in che volte era appena un po' delle tre bande, dopo i fatto poi si è buttato di tre bande, e è venuto quindi un periodo iniziale a vonde buono. Dopo noi abbiamo fatto questa affermazione, queste scelte, nos ha costato, è venuto il terremoto, e lì insomma vincerò di essere fedeli e quindi fa l'evangelizzazione, incarnazione, quindi vi fuori questione dalla lingua, dalla liturgia, sono temi alleati. Addirittura i veri posti di lavoro, erano tanti robe, io dalla chiarnia, perché la vita di una inno, io dove inglesi, c'è un po' tutta la vita dell'inglese, e non sapete che era in predis, non voglio che parlare parte dei politici, però quindi insieme con la India domandi i partiti che si robe schifo. Dopo a un certo punto le robe sono evolute, si chiamano in calasi numero, per vi continuato e si chiama a Vencione, sono già 10-12 anni a Vencione ogni mese, per un bot di svolte, dopo fanno una pubblicazione e vi preparate insieme la Bibbia, dopo vi preparate i libri di Chianti Losanna, dopo vi la messa per Furlan Pardot, quindi vi fate un gran lavoro. Come ci motivate la situazione? Ecco, non si impuiodeas, non si impuiostacolas, o nos ha ragione, ma non coraggio di venire da o nos la si sta. E come altri predis che si uniscono al gruppo? Tutti i predis sono po', sono che i vecchi che non sanno che fare, che aspettano di morire, che i giovani andano nella mondialità, ecco un gran pericolo i predis giovani. I predis giovani vengono fuori come i polesi di allevamento, no? Sono universali, callinuiano, e alla mondialità. Ecco, si impassasse, ecco, di Eroda Pilato, una volta il prete si è messo per latino, sono tutti i visi, e la Inter si aveva rosario, se ne dormiva, io facevo che voleva, no? E erano indosso robe differenti, era la devozione personale, la confessione, una roba personale, come bisogna pregare sempre insieme, se no si scomunicasse, allora o insieme o noi. Così la Chiesa e così anche i predis, prima ognuno era per consulta al suo paese, che era il Papa e la retta al paese, come si sono servizi di tutti. Quindi non è un equilibrio. Io dico, io sono servizi dal mondo, perché l'uomo fa parte dell'umanità, ma concretamente può servire il mondo in un determinato, in un tocco di tempo e in un tocco di spazio. Quindi io non dico che non viene a servire il mondo, ma io dico che può servire il mondo servindo un paese. Una comunità, ma se comincia la tocca come Rosini di Vilin, non serve più nessuno. E i predis di voi, per esempio i predis giovani, intanto per imparare non vanno a Vinai o a Lauc o a Trelli, e vanno a Roma. E conoscono poi Roma che non la Valchialde. Allora è già sballato lì, no? Perché ormai io dico una mia idea, non sono il profeta, ma penso che il momento del clero è finito. E io anche finisce. E come che tu sai, se tu hai un di Ledric, tagliamo i Ledric vecchi e vai fuori il nuovo. Quindi anche ne sarà. Ma sicuro. Ecco, l'orta al butta sempre. Basta che la semente si distribuisca e la terra si distribuisce al butta. Al butta sempre. E allora staremo in spieta di queste nuove cose che non sposare. Alle l'ort che le cite, quando al naso, non tu. Perché il mestiere da contare la domanda è sapienza, pazienza e timore di Dio. Aspetta qualche ora. Io posso seminare, ma non posso dire allora quando vedo fuori, con calore. Ecco, no, quindi seminare. Tu hai avuto in mente per un momento il vescovo che attualmente alle sorrestanti così da diocesi di Udine, ma dicono che so comunque in ogni modo so di che è vescovo per ciò che riguarda anche il discorso della lingua fulana ne è stato fatto. Allora, la fabbrica è una fabbrica disgraziata. Non ti può aspettare i miracoli, come di un generale che si mette a demandare ai soldati, al pomeriggio per imbrogliare, ma non per convinzione, se no non lo fa in generale. Quindi non può aspettare praticamente che il vescovo fa le rivoluzionarie, il pannello, il vescovo è il vescovo. Però che il vescovo, a differenza di che gli altri, ha un gran merito, che ha capito che la lingua, la cultura, la liturgia sono fasi importanti in un popolo. Questo è un gran merito. Ma ha anche un grande limite, perché se l'ha capito e non mette in pratica, alla della confessarsi.
Beh, ma Allora, noi tutti siamo perfetti, dai, quindi perfetto, noi, ma un'incoerenza, cioè che sto chi è differente con chi altri non si vede neanche favelare, quindi chi ha una grande, al passare alla storia, parve vierte il discorso, ma però ogni volta che ti fa vierge il cuore, ti fa blasfemare, perché dopo ha sempre paura. Ecco, mi piacerebbe che fosse, io non voglio entrare in sue anime, mi piacerebbe che fosse una convinzione, non una convenzione. E per sapere se è una convinzione, troppo una è disponuta a rischiare. a rischiare di persone. Se non rischia noi, è una moda. Tu sei stato per diversi anni ente direttore da parte del Friuli, Per 10 mensil, e come tu sei presidente da parte del Friuli. Ecco, mi domandi, faccio un ecco, articolo. questa è un po' di riferimento perché appunto i croding in quel che è il nostro popolo, non posso dire i meriti di questo. Tutto. Favelando al popolo forlante, varesi di mettiti a berlà, perché tu dici vale la pena. Dopo chialando la storia tu dici, a lei chiamasse ben che siete così. E sono, ecco, io pensi che un emari di fronte a Sofì, e vedi momenti, là che lo chiappa e lo stringe, qualche volta gli vuole risultati di copalo. All'amore, alle illusioni, delusione, alle passioni, alle ghioldi, vai berlati, vai di fai un corpo, dopo alle mio popolo. E vi vedo una brutta storia. Non vi vedo nessun santo, come disse la preghiera di Denel, c'è predi, c'è principi, c'è olocausto, c'è templi, alle già un miracolo che si così. Allora dice, a che stai duci da io, da io che pleva, nord io. Albertare sì, ma nord io per non da gola che da io. Quindi io imparare sempre la Ind. L'unica roba che dice che la Ind si lascia comprare massa alla svelta e qualche volta chiate un alibi tal di ma la società si neanche no, beh si fosse sulla luna. E che sono le mie speranze. Da poi dice, ecco, non misurin qua il monte al va male, il monte sempre al bar, perché non va né male bene, va un po' male, un po' bene, no? Perché a dicevi, no? Che se al piove di una bande, perché le sorelle di 4 bande, dopo al va bene, alle relativa. Quando i predi avevano la in tutta a me, dicevi c'è ben che al va al monte. Come che voi che sta giocando l'Udinese, che dall'Udinese c'è ben che al va al monte perché tira in base, e i predi si lamentano. In team di guerra chi è scarsi se dicono c'è ben che al va, tutta la relativa. Non è mai alle sempre un meschino di bene e di male. E dopo non esiste nessuna situazione di bene che non sia al di male. E nessuna situazione di male che non sia al di bene. Così anche le persone. Nessuno ha le proprie tre che non avete un indi buono. E nessuno ha le tan buone che non avete la corda dal diavolo platata. Questo si vede che si sapienza. Bisogna comunque di là sapere scegliere, che o tira fuori perlomeno che sono i fattori. Ecco, la parola educare viene dal latino educere. E si può educare, ecco, educare un popolo, si può dire, ecco, tira fuori dal popolo furlano, tira fuori di lui la grinta, tira fuori la sua sapienza. È chiaro che come ha di differente, perché intanto a cale la int, quindi è muore in vecchia, che muore la sapienza, quindi al muore un mondo. E dopo c'è la televisione che è come il cavallo di Troia che entra in palicchiasi. Cioè finché il mondo era scierato, era più facile di finire, perché i sierini, la Iu a Paluccia, o a Salin, i mettino 4 cavalletti, sierini, ma voi non scieri noi, no? E è la sfida di tutte le culture con la grande, che il popolo ebraico l'ha avuto con calata Babilonia. E lì un po', la maggioranza sono buttati sui babilonesi, tu vedi che gli altri sono infedeli. E pensi che il popolo forlano, quindi anche lui, fa la scelta. Tu hai vissuto in Chiarni, quindi tu conosci anche la realtà e le difficoltà che sono in Chiarni. E in che cosa di voi pensi che lei ti giornali, che tutto si è raccontato a Londra? Pensi su queste soluzioni o c'è oggi su tu il domani di queste terre di Chiarni? La roba che mi fa spirare in Chiarni è che quando era miseria la Chiarni viveva, come che bonanza la Chiarni è mura. Quindi alle al distonate. Quindi non si può dire, non è il destino, perché se fosse il destino sarebbe morto con cara miseria. Il fatto che è stato malcomoli che io ho la volontà politica di farle morire.
è una scelta precisa di farle morire, perché se le penesse dome dalla monte, la Svizzera sarebbe già morta, l'Alto Adige sarebbe già morta, la Baviera sarebbe già morta, la Baviera, la Carinti, quindi è una scelta politica. Ecco, l'Italia ha fatto tanto progresso, ha fatto progresso tecnologico, ma in 50 anni o 130 di quando è arrivata l'Italia, ha fatto non ha mai avuto una politica culturale senza cultura e culturata senza rispetto al territorio. Ecco, e abbiamo spezzato in grummate città a moltiplicare le macchine, no? Che lì penalizza la monte, penalizza la cultura e i valori. E ha dato la lavatrice, ha dato il televisore, ha dato robe, ma ti lleva dell'anima. Quindi ti ha copato, in che senso che anche la democrazia cristiana, che si vanta di portare motoristi per ogni paese, è diseducativa. E anche la Iglesia ha fatto tanto, ecco, su robe che potevano chitarsi. E invece di non dire robe che aveva voluto dire. Io ieri a Valle Rualp, e intanto l'avevo chiamato all'archivio, ti ha fatto un caso. Dal 40 al 45 è succeduto anche in Europa. Hanno morto 25-30 milioni, non di uccelli, di persone. E anche chi erano i Cossacchi, erano i Russi, addirittura hanno portato il plevante di Valle Rualp con Nodali, io ho portato a Paluccia, per esempio, per Copaio, il Cersato di Cerciovinta, tu sai tutta la storia, no? Quindi la guerra, no, non è che li chiamano per televisione come che nel Bosnia, l'hanno vissuta. Io sono andato a Viergi e libri storici di Valle Rualp, dal 40 al 45. Non esiste la parola guerra. Si sa dove che hanno ballato, 3 volte all'anno ballava in aval, lì dal Relio. Poi colpevole che non fa, che non la guerra. Allora è chiaro, dal 43, in plena proprio tal casino poi incasinato, da 43 con l'armistizio che roba lì, ecco, con la Germania che attaccava a Pierre, con la battaglia di Stalingrado, e con l'Europa che era proprio un vulcano, era un infier, e il vescovo Nogara al manda fuori una lettera pastorale sui fruschi bergonscurs. Ecco allora. L'ha già detto. L'ha già detto. Abbiamo la colpa lei? Allora dice che la guerra è scoppiata per colpa delle bestemmie. E che non bestemmavi? Che sono bestemmie? Perché non si può dire, che le due sacco. Allora io dico, alle clacche la chiarnia, come si chiama con poche cose. Però io, ecco, mi piacerebbe, per esempio, che tornasse intanto un po' di grinta, dopo si fa nella provincia, non sarebbe sbagliata. E dopo, purtroppo, ci hanno distaccato dall'amore della terra. Ma io anche a sapente io, ma anche a Valle Rualp, era uno dei posti che l'aviatore camminava per i boschi. Non l'avevano, e veniva in chia di Matteo e l'avevano di qua e di là. Ecco, quindi alle manchiate il contatto con la terra, col bosco, con la natura, che il contatto calente, il contatto vitale, no? Allora se il tuo mondo non è legato alla terra, un paese al valchelato, una cultura valchelata. Quindi bisogna tornare un po' a innamorarsi, tornare a scoprire con piccoli samenti. Io non dico che morirà, non ho un sbrisco di parlare di niente, però dico, ecco, io sono contro l'omicidio, anche contro i suicidi. Non vi dico pace, non mi lasciassi morire. Ma morire con dignità. E Nin a fare un salto in che è il lavoro che ti ha aiutato impegnato per tanti anni, viene questa traduzione da Bibbia. Allora, prima io dico con la traduzione di che la Bibbia che tu hai in mano, che è solo dal 1984, il primo volume. Il primo volume. Che era il Marsis dei Vanzei. Chi è illustrata, che l'ha pubblicata, i Ribis Editore. Ribis Editore. Ecco, e qui tutto è stato il lavoro con perché con la serie A, allora, è cominciato lui. Allora, perché con l'attaccata da 70, perché era la messa per Fulano, non poteva tradurre questo, che toccava bene anche i testi, non poteva tradurre con questo. Allora bisogna tradurre, attaccata a tradurre, e lui per dire la verità, voleva tradurre le Bessol, perché Martin Lutero l'ha tradurre le Bessol, invece di avere. Perché Martin Lutero si faceva di Melantone e di altri di loro, e non l'ha tradurre all'accomodato. Quindi lui era un po' esagerato perché aveva un grande orgoglio, una grande stima di sé che non va male per un popolo che ha poca stima di sé. Ecco, basta che non diventi massa, ecco, boh. Secondo me lui l'ha sbagliato, tight teams. Pensava che fosse più corte, ecco. Dopo venne il terremoto, per una roba che si chiama il terremoto che aveva tradotto dome i Salmos e il Nuovo Testamento, e poi aveva tradotto Isaia e Geremia.
ma chiave quasi tutto. Allora io ieri a Valerual, allora l'anno al terremoto, a Venzione ero in la sprofogo su io all'ignane a grado, io la mia famiglia, mi piacerebbe cominciare da una mano anch'io, che poi manca queste Bibbie. E per caso si comprate la Bibbia per francese, la Bibbia di Gerusalemme che è francese, e tenue. E provai che io come avevo queste Bibbie, perché mi piaceva, ecco. E tradotto il libro di Job. I facevi 2 pagine in D, dopo era il mese di ottobre, e lavi lì che sono venuti, e levi, poi, ma tu sei scritto a mano, dal libro di Job, il CB, lo piaceva. E dopo, intanto come lo batta a macchina. Dopo si la sua vacca che stampari eretiche, l'ho visto stampati, fuori il libro di Job. E dopo perché queste CB che la Bibbia, là si mi traduce un tocco anche a me. E dice, qual ti piaceresti? I sapienziai sono i proverbi, che come si infila, è il cuore che si, la come bevi sire, il cuore che si slarga, no? Ah no, che io sono miei. E lasciami fare un po' di profeti, no, che io sono miei, ciao di fa, e su pecchiargli la sua veduce fa, tra l'altro ricchi e bestri, no? E traduce i libri storici da Genesi, là, che erano i più lunghi. Poi, cominciato con la Genesi, la tendenante. Dal 79 infatti il contratto per stampare la Bibbia, tutti due insieme, e vi fatto una condizione, non vi metti sotto dai libri il nome del traduttore. In modo che tutta la Bibbia è di tutti due. Si metti d'accordo fra di noi che vi traduci, ma la Bibbia viene fuori di tutti due. Ecco, perché tra l'altro noi lavoravi, io domandavi a lui mi dice che l'aveva fatto. No. Dopo lui dall'81, 82 si male. Intanto nomini una commissione e lei è stato una volta o due dalla commissione, dopo non si è presentato più. E tu chiave l'allenamento con il lavoro, dopo lui si è malato, che tra l'altro è una malattia invalidante, tal chiaro, proprio non lo arrivava, si scerava sempre di più, e come ce la fa? E chi ha fatto un po' come fa lui, dopo hai fatto io, e dopo lui è morto dall'86, e lui l'ha veduto praticamente, che il numero 6 l'ha veduto stampato così, gli aveva portato su, che sono i Vangeli, gli aveva portato su, lo ha chialato, ha fatto così, e dopo l'ha buttato in banda, perché è stata una grande amarezza. Non avrei mai pensato che la Bibbia fosse di forcenza di lui. Se lo è gusto per trarre, ne so. Cioè la Bibbia è una roba stranissima, io non ero preparato a farle, e lei fatte. Lui era preparato e non l'ha fatta. Se non era lui, io non avrei mai attaccato. Se non era io non la finiva. Storicamente, alla classe è morto un papa e leonati, però storicamente che chi, se non era io non veniva fuori. Quindi è come un disegno particolare, che uno attacca e non finisce, che l'altro che non l'ha attaccato al finisce. E sono i disegni di Dio. Ma c'è difficoltà sta succedendo da queste tue viaggi che tu hai inviato a traduzione della Bibbia? La difficoltà, prendi tutta la Bibbia, noi come tu si traduci parola per parola, la integrità, cioè non tu hai saltato neanche una parola, non tu hai né di giuntare né di tirare via. Quindi integrità. Seconda roba, quindi tu vorresti fare una traduzione così letterale che vorresti proprio parola per parola, però tu hai ma gli fa anche per Furlan. Quindi tu conosci bene il testo di partenza, chiaro, e tu conosci bene il testo che arriva. No? Quindi tu fai questa mediazione tra un codice linguistico e l'altro. In modo che sei anche leibile. Allora dici, perché se le masse letterali non si arriva a leilu, se le masse libere non è Bibbia. In poi sono di fare l'introduzione, sono di fare le notizie. Per esempio, chi che notizie scrive? Chi sono 72 introduzioni, che notizie chi? Le hai fatte io? Se tu vivi su un libro che traducevi, tu chiati un tocco di Bibbia, no? E dopo tutti i notizie. E dopo mi metti le notizie. Quali metti tu? Tu scegli che scoventi e quali scoventi, no? Quindi non geografici, non persone, dopo i concetti più difficili, quindi tu si fa un gran lavoro così, no? Ecco, quindi che lavoro che date in avanti? Dopo tu hai una continuità, perché non ti posti, si fa scumare, poi ti apri in mano dopo un anno, e è come tornare a pitturare dopo una settimana, non è fuori se scolore, no? E ti ha portato via che lavora, allora è troppo... No,
Ho lavorato per 15 anni, ma non è un lavoro sempre fisso. Invece, dove che all'ultimo vi lavora tanto. Lavorai 12 ore, anche 15 ore di lavorato. Massimo i profeti, i tratti della palmonite, Geremia anche. E avevi la paura, cioè che ma perché? Io solo non arrivavi, no? E dopo nessuno mi chiama in mano. E ci succede, avevi paura di scanarmi, di non far più. E a un certo punto avevi chiamare mi eri scanato, era come una fissazione. Arrivavi a casa e traducevi, gli avevi di gnotte, delle nostre squadre traducevi, per dire di finire, se no, se mi stufi, non avevi più di Bibbia, non vuoi sentire più avvenimento. Che roba lì. Dopo, la roba che mi ha dispiaciuto, molto, ormai non mi interessa, il tradursi tra l'indifferenza. Forse che nessuno ti dava. La cura interessava proprio la cura di altre robe. Cioè, tu sei schidignoso, solo, fai o non fa, non interessa di nessuno. Ma anche che doveva creare la commissione e via. Cioè... La commissione era poi nominata sulla carta. Ma a te ti ha lasciato questo lavoro di direzione? Mi ha scanato, mi ha spompato, mi ha chiariato, mi ha liberato, mi ha incrociato, mi ha fatto di tutto. Alle come là, denante redazioni, e lì sta ore e ore e ore. E sul momento, se non ti fai nulla, ti da quattris. Perché alle clark, quando alle testa lungo, non ti posso dire c'è bielo, c'è proprio, perché tu sei là in denando. Però a farci di lei, dopo torna a lei, torna a controllare, voto, dopo quelle notice, a un certo punto si crea una mentalità, tu cominci a vedere le robe, ecco il concetto di popolo. La Bibbia, il concetto di popolo, è fondamentale, la Bibbia, il popolo ebraico. Addirittura di sposarsi in dal loro popolo, noi chioli in foresta. È il concetto di tierra. Non esiste popolo senza tierra. Perché senza tierra non è popolo. Di fatto al dis, se sei sveglio, usai la tierra, se no usai il territorio. Dopo il culto, la religione. Ecco, quindi l'idolatria. Il gran pecchiati, presa per la sempre con le femmine, con i mani corti, e il bal, e dopo i busciarsi, questa sarebbe lì. La Bibbia che sarebbe chi non so. Non so. L'unico peccato della Bibbia è la idolatria, cioè la prostituzione, la sa il Signore parla da ora di desmonanis, no? Il gran peccato non è quello della femmina o uomo, è quello di buttare via la vita per stupidaggini. Per un emoto, per un odinese, per un cantante, per i bes. Che è il peccato? C'è molto il metodo giusto per avvicinarsi a queste Bibbie. Può essere portato di mano di tutti? Allora, una volta noi eravamo dei predici, anche perché, ecco, tu si capì che i protestanti avranno protestato, che avevano ragione a protestare, ma avevano tante ragioni, e sono ridotti loro, come non avranno predici come no, ma non chiamano la Bibbia. E questi che no, tu chiami bottiglie di vino, snappe, tu chiami cinetecas, ma tu chiami Bibbia. Non si dice che è la Bibbia, no? Perché noi siamo un popolo di devozione, non di Bibbia. E in poi la nostra religione è sempre stata mediata dai predici. Ma che era il plevan che ti leva. Se non è mai diretto. E il plevan a lei c'è che interessa a lui, ma anche a fin di bene. No, quindi no, abbiamo sempre questo imbocconamento religioso. Non vi mai, no, come popolo, non vi mai svicinato personalmente il libro di Dio. Io dico, è chiaro che la Bibbia è un libro di popolo e al valete insieme, ma tu sai di lei personalmente, tu di bevi a queste fontane. E allora dice, e quindi tu capisci che per secoli e secoli io dove il Signore se Madonis non vi mai vedo la Bibbia. Grandi coroncinis, grandi rosaris, grandi santuaris, grandi madonis, grandi stupidainis anche, ma non la Bibbia. Io direi, cominciare a cencepore. Perché è la Bibbia che ti fa velati. Allora tu dici, se la Bibbia è ispirata, io ti metto lì denanti come denanti a sorelle. Allora tu vedi un indi di baronade, perché sono certi libri che sono poi abbordabili e certi libri. Per esempio, i Vangeli, che sono l'unico libro che non l'ho visto in tutto inglese, che tu vedi sempre, che tu bisogna mettere un segnale, metti il segnale, come te leggo telefonico. No. Allora, i Vangeli vanno sempre bene. Io metterei un segnale tra i Vangeli,
un segnale dal libro dei Salmos, che sono 150, hanno salmos di maledizione, salmos di penitenza, salmos di vocazione, salmos di preghiere, salmos di blesteme. In modo che tu hai ogni momento della tua vita, in ogni situazione, tu hai la tua preghiera, quindi il salmo sempre, un segnale dei Salmos. Tu puoi leggere un tot, tu puoi leggere tutto. Dopo, i libri poi facili, a tu vuoi di essere come sentito nonna favela, tu leggi i libri dei Proverbi. Dopo tu leggi, per esempio, un grandissimo libro, il figlio di Sirac, che ha 40 volte, ma è bellissimo. I Proverbi, il Sirac del figlio di Sirac. A tu vuoi di lei un libro per capire il mistero dal dolore, tu leggi i libri di Job. A tu vuoi di arrabbiati, proprio di essere esistenzialisti, tu leggi il Coelet. Noi di noi tutte le nuie, proprio la che l'ompa alle crotte, alle nuie. Te sono nullità, è un libro scandaloso il Coelet. Ecco, l'uomo non le nuie, alle manco di una sofflata, alle modernissime, perché poi si dice che è il nichilismo. A tu vuoi di lei, per esempio, un bel libro di Famè, tu leggi il libro di Tobia. Il libro di Tobia ti fa svaicare, il chianut che va da urla, Tobia che la revoir, poi dopo l'agno Gabriele, l'agno Raffaele che accompagna Sara, accompagna Tobia. Un spettacolo il libro di Tobia. Quindi lei ricomincia come un libro qualsiasi, c'è già paura, insomma, ecco, di lei lo il plan. Dopo, il libro, la Bibbia, non so mai di le hai lette. Il libro del telefono non mai lo hai letto, se non l'hai sempre. È un libro sempre, cioè, e bisogna fare come che fai in differare, scantin, ma anche fuori. Finita, torna sempre a continuare, alla durerà finché dura la vita il libro. Lei sempre. Che parlo in man costantemente. Naturalmente, non può lei vede un busto di sgnappa e un di rumba e dopo l'armonica suona lei la Bibbia. A domanda un di silenzio. Tu si fa un po' di... Perché Dio al favele a Osè ti mette al deserto e li faveli al tuo cuore. A Sares Biel è che lei in chiesa. Lei in tocco in famè, così, i genitori. Dopo il fatto di lei te lenghe, come dico al favele con la lingua di tuo pari e tuo mari. Dopo bisogna lei lo parchiare niente, e vedi lei lo per... Com'è che favele chi? A Trep, o a Cleules, ecco, dal Vangelo al Dis, e fortunassi voi che Dio dice che vede i sguatris, che tanti hanno sospirato di Dio e non vi veduto, pensa che no, ho posto tanti, per prime volte viene la Bibbia per fulano. Che prima non è mai stato. E non le può. Però la Bibbia è per buono, non dentro le scatole e neanche le librerie, è per buono in mano. Fruiate come le massime terre di Menone, che cominciava con i desi di quince e io girava, era come un'impronta di polizia, però ecco, che sono i libri? La Bibbia va ad operare, girare così, e va consumata. Avendo omoios, alle compagni, alle omogeneizzate, omologazione, alle massificazione, come ne parla nuove la clonazione. L'anno passato mi è fuori che viene clonata la piore, perché per una piore fanno fuori 50 piori. E tutti hanno protestato perché hanno detto non si può fare piori compagni. Allora, noi vi impone di via delle piore tutti i compagni, noi vi impone che gli uomini si mettono in la musica differente, ma avevi in compagni e a ragione in compagni e hanno i stessi schiavi. Ecco, quindi no, vi impone di semi adulti, perché non svenne il terrore, ma in pratica si già clonati, di fatto vi i giovani di Cleules, di Paluce, di Udine, di San Daniele, di New York, a mangi compagni, a va in compagni, a sociare in compagni, a vestire compagni. Quindi stiamo vivendo in queste fasi di massificazione. A me mi piace la unità, mi piace la relazione, il confronto alle vitali, sotto il confronto sti muori, ma l'unione deve essere una complementarità di colori, deve essere un mosaico, perché fa un mondo tutto compagno di noi, è una tragedia. E in 100 milioni di noi abbiamo un gran noi.
Quindi io dico, c'è il contatto e il confronto, ma la che ognuno al parte della sua esperienza e al chiappe che di chiate. Quindi il gran pericolo è la omologazione e anche la Iglesia sta clonando a rotte di quello. L'identità c'è che al fa un identica a sé e differenti un'altra. Io mi chiamo l'Italia spieghi che lì so io, che è l'identità. È chiaro che l'identità è la mia richiesta, perché la grandezza di Dio differente di agnelli, le agnelli è come fanno tutte le macchine scompagni, per spinni manco le chiappare poi. Dio che non spinge, ha l'intelligenza di fare gli uomini, ognuno differente che l'altro. Questa è l'identità. Dunque, l'identità è la fantasia di Dio, è la richiesta dall'uomo. Però, ecco, l'identità è un mio valore, ma all'inizio anche un mio limite, nel senso che io sono differente che altri, però non sono come io. E noi di pensare che io sono il più tutti, o al centro di tutti, quindi io di restare me stesso per poter relazionarmi con gli altri e avere un scambio. Dunque i pericoli sono due. E il pericolo è che la mia identità diventi il mio mondo scierato. Se dome io non mi interessa di nessun altro. E i muri, parinedie, perché un quarto non c'è un segnino di fuori al muro. Secondo lei, mi confronto con gli altri e perdo la mia identità tal grum grande, tal massificazione. Ecco, allora è sempre un gioco di intelligenza, io di restare me stesso, di confrontarmi con gli altri, non è un gioco facile, ma è il gioco della vita, di dire, io, ecco, i suoi, insieme con te, con che altri, in la totalità, perché io hai un don, tu hai un altro don, che l'altro, nessuno l'ha tutto, e nessuno l'ha noi, e in tutti venduto. Allora l'identità è la mia maniera di partecipare alla ricchezza mondiale. È come in un gran mosaico ogni pieruta che è unica, ma non ha valore se non è insieme in tal gran disegno. La lingua è la possibilità che l'uomo parla di manifestare il suo pensiero, è un mezzo di comunicazione. Si può comunicare con le mani, con i voi, con la pittura, con la musica. Sono tante maniere che un popolo ha di palesare la sua anima, anche col mangiare, col vestire. Si vede un col chiappello, con la pluma che lì è tedesco, si vede un altro, sai, col bacco alle russe. Però la lingua è la maniera principale, immediata, quasi la chiara d'identità di un popolo. Infatti io dico che lì è tedesco, perché lo sento parlare per tedesco, non perché è una macchina differente dalla mia. Ecco, la lingua è l'anima di un popolo che si palesa. Io direi che è come l'ago dal pesce. Cambiano lingue, cambiano strutture mentali, modi esprimi, mi chiavi in lago. In un'altra lingua la mia anima non respira più, perché non è più il contatto immediato tra ciò che sono dentro io e ciò che è di fuori. Al venerot che è scontato tra l'interno e l'esterno. La lingua furlana è il nostro modo di partecipare alla famiglia dei popoli. Cambiano lingue, cambiano muse, cambiano identità, cambiano l'anima, in pratica non scoppino. Dunque la lingua non è un lusso, ma è una maniera di vivere, di esprimersi. Purtroppo nos hanno colonizzato, nos hanno rovinato, a scuola inglese hanno fatto capire che era migliore l'italiano o il latino che noi il furlano e nessuno nos ha aiutato a capire che la lingua è un gran valore. Ecco, e lo abbiamo venduto. Ecco, non abbiamo venduto il taccuino, non l'abbiamo mai dato via. La roba non l'abbiamo mollata. Abbiamo mollato la religione e la lingua. Perché non ci abbiamo spiegato che era in valore. Invece era migliore, tanto non perdi noi. Ma io preferisco perdere il taccuino e la roba che non perdere la religione e la lingua. Radice o l'idris ha il contatto immediato dalla pianta con la terra, il miec che la terra assume, e sono la bocca delle piante.
come che l'uomo se non mangia al crepe, così la pianta se non l'idris è amore. Quindi la l'idris è la possibilità de piante di vivi. Che non c'è la l'idris è mor la pianta. Che tu lo constati, tal chiam fisi, proprio che tu lo viota. Però tal chiam morale non sempre si rende in conto. Perché non c'è la l'idris, con la tua lingua, col tuo paese, con la tua chiesa, con la tua religione, col tuo mondo, ti sei meglio di vivi, ma non ti posso la verità, perché ti manchi proprio questo contatto vitale. No, purtroppo, viene inventato le brutte robe. La plastica, che è comoda, ma è sempre plastica. E allora viene gli arbori di plastica, o la plastica a forma di arbori. Sono sempre diversi, non si sa chi mai, ma ne cresce, ne cale, ne capuccin. Allora i dice, bisognerebbe che in questo momento di massificazione, di omologazione, di slidrisamento, ognuno di noi cerca di là poi in sotto, perché poi in sotto tu vai e poi tu puoi crescere e poi slargiati. A tu vuoi di arrivare per tutto il mondo, come che domanda la scienza, la vita di voi, va in sotto al tuo mondo, per arrivare fino ai confini del mondo.